Io ero di turno nella redazione sportiva, sento il direttore che a voce alta che dice chi potrebbe partire subito per il nord, c'è un terremoto. E dico io, e lui mi fa, ma te la senti? Non c'è nessun giornalista che direbbe no, non me la sento, se ha vera passione per il mestiere. E siamo arrivati su la mattina presto e abbiamo visto la tragedia. La tragedia credo che sia stato uno dei più duri, cattivi che ho visto nella mia vita. Io ho visto pure il terremoto del Messico perché lì ho una figlia e così l'ho vissuto da dentro il terremoto messicano, però mi è sembrato più crudele quello che ha patito il Friuli. La paura che ho avuto in Argentina durante la dittatura, che a una conferenza stampa dell'ammiraglio Lacoste, che era il capo dei mondiali di calcio di Argentina, e io all'ammiraglio Lacoste ho detto, ma qui mi dicono che sta sparendo della gente, mi può dire se esiste questo problema dei desaparecidos? Ovviamente ha cambiato espressione e mi ha detto lei non è ben informato, che era come dire o te ne vai o te ne vai. Insomma, l'indomani mattina alle 9 ho dovuto lasciare l'Argentina e scoprimmo che un giornalista che in teoria ci doveva favorire nelle nostre riprese per la storia della musica argentina, in realtà era uno dei servizi segreti che ci marcava stretto. E insomma lì era l'unica volta nella mia vita che ho sentito che poteva capitarmi qualcosa di non proprio entusiasmante. Non mi è capitato, abbiamo scoperto che la loggia massonica P2 controllava di notte anche i nostri montaggi a Via Teulada. Dentro la RAI c'era chi lavorava per la dittatura argentina. Se non sei curioso non sei un giornalista, cioè devi avere dentro di te questa frenesia che tutto quello che senti o che puoi raggiungere ti piace e vorresti spiegarlo addirittura. Il giornalismo sta andando a farsi fottere. Non c'è più nessun tipo di etica, di morale.